non capisci com'è che si slancia sì auto. Le cose ti fanno apposta. Per esempio, da letto ci capi? Eh? Da quale letto dormi tu? Chi no? In quale letto dormi? E che tu che fai? Da baddacchino. Ma usciamo sogno io che ti faccio domande. Said, chiamami la Ilari, che vedremo che sta facendo da casa, pigliamo spunti per arredare la casa. Da baddacchino. E io che ti ascolto. Ciao, Ottavio Augusto, che mi dici, tutto bene? Già, è un nome Jonathan, uno solo. Vabbè, Tutto a posto, ai tutto a posto. convenevoli. Ah, vedi una bella casa, Ce lo so, ognuno che la farina sua fa i gnocchi che vuole, non è che si mette a dire No, dico, una bella casa, penso volevi dire questo, no? Sì, una bella casa, certo. Ti piace? Certo. Bello, vedi, Totti ci spinni un sacco di soldi, va, un investimento Mi ricordo grosso. Rubinetto, io è spanato. Ah? Filetto impanato! Pensa sempre a mangiare questo oggi, filetto impanato, senza grassa. Ciao, una limonata da sassa. Grassa! Ciao, papà. Dice che niente pasta che ingrassa, mi ha detto questo. Guarda come palleggia intanto, guarda come palleggia, guarda. Però, scusami, Pupone, se non vuoi ingrassare, da muovere un poco, di fare attività. Viene a bere, non da basso, no? Ah, L'uno. uno all'uno? No, Onululu, stiamo a preparare le valigie che si parte, facciamo un viaggio che non ti dico, vediamo la Polonia, vediamo tutti i posti del mondo, ci andiamo noi. Braccati che ti devo dire una cosa, braccati. Scusa, ma tu stai battendo, chiami i soldi, ancora non hai fatto nemmeno una performance di mia? Senti, Giulio Cesare, ma te sei strano forte, ma tu non lo sai che i soldi qua ce li abbiamo così, ce li abbiamo i Non soldi. ne avevo. Ah? Sanremo. Dice, come quelli che fanno Sanremo, noi abbiamo i soldi come quelli che fanno Sanremo, Allora, uguali. sentite, coppia più bella del mondo, tu puoi partire, puoi tornare, puoi fare che tu vuoi, ti puoi fare gli altri, ne puoi fare uno all'uno, uno all'uno, due all'uno, non mi interessa, l'importante è che vieni a fare uno, due, tre puntate qua insieme, Guarda, ciao fai! su quello non ci piove, c'è stata e tu arta così, non ci piove che venga a fare insieme, non ci piove. Tranquilla, Cioè, tranquillos. ci potremo calare la pasta! Pastas, ci Ah, potremo piano, calare. Paparetto, Grazie gli mille. fai il tuo palleccio a testa e tu la spada. Ma... Madonna mia, madonna. Ti saluto! Grazie. Niente. Iddo di essere, è iddo, perché è proprio così, leggero, è sicuro che è iddo. Io è sempre iddo che non mi convince. Questo frigorifero è intelligente, se gli manca qualcosa ti arriva sul telefono che finito le uova o è finito il formaggio o non c'è più il salame. Io il salame manco uno frigorifero lo faccio arrivare, mo mangio prima. Ma troppa tecnologia non va bene, a mia misidia. Il materasso memory che si ricorda la forma, il forno che si asciuga solo, la lavatrice che fa la centrifuga per i fatti suoi, il robottino che gira casa a casa, che è quello che avevamo, s'aggiuttiò una quasetta, è morto, s'affocò e l'abbiamo seppellito in giardino. Ma quello che non sopporto sono i LED a sensore in bagno, che l'altra notte mi susivo, ero in bagno seduto, le luci s'asciutarono, non si sono riaccese più, io mi addormiscevo e passavo tutta la nottata seduto in bagno, non mi sentivo le gambe. Troppa tecnologia, mi si dia, fece pure la rima. Ciao Walter! Bow. E me ne va lì a chisto. Bello il cagnolino, vero? Bow. Sì, a chi? Signorina!
Ma che c'è ancora? C'è, tu casugno, mi stavano cascando i sopracciglia aspettando a lei però, Sì. finalmente. Allora, sono Stefane, la cugina di Jonathan, Sì. quella Miss Bella d'Italia con certificato di estetista, che faccio pure la parrucchiera. Sì. C'avevi magari un scundo su Sì, ci interessa. sì. Stava chiamando perché, allora, intanto ci stava accattando un cane a picciridda, però chi do finto, non giurica picciridda perché a noi casa ruffa tutta par, perché a me non mi interessa capisciuliuno, sarusi con i mobili, Sì. non ne mangio queste cose, io sono una pulita, non ne voglio che è una casa, va Sì, bene? sì. In tutto ciò, Jonathan mi ha visto a consigliare una toletta buona. Perché una toletta, perché Sì, magari sì, cane sì, finto. sì. Perciò nell'ordine, Jonathan, ma diri su bene matrimonio, a baby shower, se ha ricevuto il curriculum, quello del ronfaggio e poi se viene pure all'Immacolata Concezione del nubilato, va bene? Me lo passa per favore? Attenda in attesa. Grazie. Ne sono mamma, ma non che da branci che indola lampadare, ti pare Nattalena? Mi sparasti? Va bene, fa l'occata e andala a Talena, vai. Te l'ho fatta. Che bella Mosca, ragazzi! La Russia! Candela! Cadete qua! Il schifo si sciuppiò! Arascio! Arancia, se non cararre! Bravo! Ragazzi, viaggiare è bello, guardate qua, guardate in Russia, non è come da noi, qua la gente si muove liberamente, guardate, cammina come... guarda, ognuno si fa i fatti propri! Bravo, guarda che tu una panchina col fiaschetto e il panino, chissà chi si sta a mangiare. Oh, minchia fame! No, invece guarda quello là con la bottiglia in mano vicino al fiume, ora gli faccio una foto, chi si so like. Chi si è fame? Oh, pure io vedo tutta la bottiglia, chi sono tutte le mie, chi sei vodka? Ma che stai dicendo? Non parlare così che loro sono suscettibili. Sorry, we are tourists! Turisti che non mai stare a casa! Ragazzi, quest'aria fresca, così proprio frizzantina, mi ha messo una fame. Bravo, quando vai a mangiare mica tu sceppacci sto Ma che sta facendo? Ma lasciami stare! Ma che stai dicendo? Mi tocca! Allora, ti faccio mangiare una cosa tipica proprio di qua. Sono vabbè, che ti spiega a fare? Si chiamano cotletti. Belli, cotolette in mezzo al pane, io me li portavo sempre all'asilo, Cioè tu ti portavi cotolette all'asilo. Sì, e pure mezza birra, se no tu papa. Oh, un pollo un chioma, pollo. Vabbè, ho capito, ti faccio assaggiare qualche altra cosa. Sono una specie di pancake, si chiamano i sirnichi. No, quelli no, poi non gli posso fare la fotografia, non si vedono, si sterniche, come li prendo like? Oh, Dani, ma caccia un fit di muore, non c'è una cosa che vuole mangiare. Certo che c'è una cosa calda. Ti faccio assaggiare uno spezzatino di carne fumante, il goulash. Ah, che sugnucchiatino pure io! Il goulash lo fanno in Ungheria! Vabbè, Ungheria, Romania, fa pure mezzia bagheria. Turisti che non aveva mai stare a casa. Vabbè, l'ignoranza con voi si taglia a pellucce, Io pure veramente. sbagliavo. Allora, sai che faccio? Me ne vado io. Voi siamo in una città bellissima, piena di monumenti. Io me ne vado al Cremlino. Bravo, io vengo con te perché il cremino è troppo pollo ci sta troppo bene. Uno non può digerire. Vabbè. Cultura, e quando si parla di cultura qua non possiamo non andare a vedere sicuramente il teatro Bolshoi con il famoso balletto russo. Bello il balletto russo, dai andiamoci così posso fare un bel TikToschi e con la canzone Cancaline, 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 Cancaline. Ragazzi, io vi posso concedere tutto, ma con non so che è, però essendo qua in Russia non potete non farmi vedere il lago più profondo del mondo. È profondissimo, è uno delle 7 meraviglie della Russia, si chiama il lago Baikal. Guarda, non vedo l'ora di andarlo a vedere, ho i brividi al solo pensiero. Pure io c'ho i brividi, ma perché stiamo volendo un figlio, caccia su me non integrate, ma non ne puoi dare, turisti che non aveva mai stare a casa. Vabbè, ho capito, ora ce ne andiamo, tra poco ce ne andiamo. Vabbè, me lo fai prendere un souvenir. Un souvenir me lo fai prendere. Allora, sicuramente mi devo portare una bella Matioska. No, quella no è antipatica, tra l'altro manco fa tendenza. Ma chi? La Matioska. Bravo. Che c'entra? Bravo, non si può tagliare, lo faccio. A canuccio. No, io mi più una bella bottiglia di vodka. Finalmente, una cosa non da mangiare ma da bere, come mai? Perché ancora avevo pollo un chioma a toccare, vaccine, mica siete. Sei veramente assurdo. Oh raga, io che siamo chiamati una farmacia e mi ha chiesto una bella pomata. Cioè, tu t'accatta la pomata come souvenir a Mosca. Sì, siamo a Mosca, ma che i zanzari mi stanno mangiando vivo. Turisti che non aveva mai stare a casa. Anzi, sai che ti dico, io me ne vado. Ma come te ne vai? Oh, mi lascia. Io faccio il TikToschi. Cancaline, Cancaline. E non c'è un pollo, Ragazzi, a Piazza Rossa! Said,
a schiaffo, chiamiamo a loro perché oggi ho deciso che è parare. Ho deciso, e paro per mia e per te, oggi c'è un zitti da oggi. Avanti, vedremo. Ciao Lori! Buonasera, come va? Tutto a posto? Niente. Allora io ti No, niente, i tempi sono cambiati. Gli uomini di una volta non ci sono più. Ma veramente io rimango stranita, perché vedo tutte le mie amiche che sono tutte belle felici, fidanzate, sposate. Che poi io non capisco come fanno a essere felici e sposate contemporaneamente, veramente non lo so. Non c'ho senso. Comunque, io da un anno che sono single. Sì. E quando dico single, vuol dire sola. Cioè non è che tanto per dire, cioè dei mascoli manco l'ombra, va? Tassativo. Che sia chiaro. Io so di un sacco di gente che fanno, che ne so, sogni erotici, molto realistici, veritieri, io niente. Sì. Manco un sogno, c'è il deserto nei miei sogni. Anzi no, per essere onesta non c'è il deserto, c'è un prato. Io mi sogno sempre questi prati immensi, grandissimi, e lontano, lontano ci sono tanti alberi, l'albero di mela, l'albero di pera, l'albero di albicocca. Ci fosse un albero di banane. Sì, ma C'è se singolo niente. magari non ci rivedo proprio. Forse Tabula rasa. forse ha ragione la mia amica. Perché? Perché mi dice sempre una cosa. Ma perché riesce a parare l'amica Sì, dopo mi te? dice sempre ciò che non ti manca non hai bisogno. Ma io non ho bisogno, mi manca ora, bestia, ora, che ho 40 ma a 20 anni io avevo lo schedario. Che chi ha fatto la vera? Io chi? avevo catalogo a casa dei maschi. Chi la chiamavano la ramba di Catania? la Dalla chiamavano. A alla Z, tutte belle selezionate nello schedario, poi mi confondevo perché metti caso che c'era quello bello nella A, quello brutto nella Z, quello che non era né carne né pesce né C, niente, li devo sistemare in ordine numerico, che non era il numero di telefono, Ho e capito. manco l'età. Quindi li devo sistemare in modo da capire subito, appena io rapo su catalogo, capisco chi è all'altezza, più che altezza, lunghezza. No, ma Vabbè, capo- comunque, ma capo- stiamo entrando troppo nel dettaglio. Io veramente non lo so come fanno queste mie amiche. Cioè, io ho 40 anni. Ma mi dovete dire la verità, ma che sono da buttare? Ma che dita? Che dita? E le mie amiche, che sono più peggiori mia. No, ora io non voglio offendere nessuno, ma ce n'è veramente. C'è tu che non si può tagliare, poi come si vestono? Un ciccutogno si può mettere di lato. Eppure hanno maschi belli, saporiti al lato, io niente. Ho detto, visto i tempi, devo frequentare i posti dove si può socializzare. Giusto. Dove me ne vado? A messa. Voi direte no, a messa se ci va per pregare, io per pregare ci vado. Devo pregare il Signore che mi fa trovare un uomo. Perché certo, è giusto, una preghiera giusta. Perché Sto scherzando, io non lo devo pregare il Signore per farmi trovare un uomo che ha già mascutato per levare a me una parete per i peri. Non è giusto che io lo preghi per queste cose, lo dico apposta, perché a me mi piace provocare. E si vede. Sì. Io sono una mangiatrice di uomini. E si vede. E non me ne vergogno. E si vede. Sì, no, non me ne vergogno, perché siamo in Sicilia, no? E allora tutti quanti che fanno? Se ne parla un uomo, e allora chiddu, mi dali a chiddu, se un uomo si vuole divertire con le donne, io è femminaro. Se invece ne parla una donna, manco pure come la chiamano. Hai ragione, gioco, io ti rugno ragione. Bravo, e allora a me non mi interessa, io ne parlo apposta. Parli. Sì, ne parlo apposta perché spero che un giorno qua queste differenze possano finire. Parli, insistisci. Sì, e che veramente la finiamo di fare differenza tra uomo e donna. Brava. Ma no così, che fatti la va a finire. No, caucca. Comunque, mica la uso a parlare di mascolo. Facciamo un discorso. Sì, e spero di addormentarmi. Mi stai a cuccare e spero di sognare il mio bel prato verde, tutto fiorito. E vaffanculo se non ci sono labbra di banane. Sì, ma allora arrivederci. Mi pare male a me inficcatemi quando parlo, capisci? Perché io sono vicino di mano. Mi capisci quando parlo? Chi da sogna, fa, dici. Chi no? Tu che ti insonna la notte. Due ruote, vero? E certo, tu rompa a sonnuchino.